L'esito della votazione è il seguente: favorevoli, chiudo la votazione, favorevoli 17, contrari nessuno, astenuti nessuno, non votanti 3, assenti 13. La proposta è approvata. Il risultato alla fine è stato ottenuto, ma la maggioranza ne esce acciaccata. Dopo una seduta a fiume del Consiglio Comunale è stata approvata la delibera che consentirà al gruppo Ali di poter realizzare l'ABA Granze di Camini in via Svezia. 15 voti a favore, 12 contrari, 5 astenuti. Il nuovo polo logistico della catena di supermercati padovana però spacca un pezzo di maggioranza, 5 i voti contrari, quelle delle due consigliere di coalizione civica Marta Nalini e Chiara Gallani, quella della consigliera della PD Anna Barzon e dei consiglieri Valentina Battistella e Luigi Tarzia della lista Giordani. Dopo una lunga discussione, la minoranza vede il voto contrario del gruppo di Fratelli d'Italia, della Lega e dei consiglieri Ludovico Mazzarolli ed Emanuel Bianzale. Astenuti Alessandro Tognon del PD, mentre sono andati via prima della votazione i consiglieri di opposizione Francesco Peghin, Davide Meneghini, Carlo Roberto Moneta e Roberto Cruciato. Il progetto dunque prevede come compensazione ambientale per la realizzazione dell'hub la realizzazione di un grande parco pubblico all'ex caserma Romagnoli. L'area interessata dall'intervento era indicata dalle pianificazioni urbanistiche Patte e Pati come area di potenziale espansione della zona industriale, in considerazione della scelta di rendere la zona industriale di Padova polo di rango provinciale e bloccare la proliferazione di piccole aree industriali e artigianali nel resto della provincia, ha commentato in una nota l'assessore al commercio Antonio Bressa. L'area depavimentata della Romagnoli sarà invece di circa 9 ettari.